Grazie. Buongiorno a tutti, sono Chiara Limonta e faccio il film marketing per Nord Italia di FNC. Oggi vi racconterò le novità di FNC per quanto riguarda la famiglia del Rynaxypyr. Come sapete, Rynaxypyr è il nostro marchio registrato per la sostanza attiva clorantragliprole. Da oltre 15 anni è il riferimento per il controllo dei lepidotteri. Questo principio attivo ha un'azione prettamente ovicida, ma anche ovolarvicida. Per la massima efficacia del principio attivo, infatti consigliamo il trattamento all'inizio dell'ovoposizione. Questo principio attivo ha una lunga persistenza d'azione, anche sulle uova deposte dopo il trattamento, la cosiddetta attività sul residuo secco. Rynaxypyr è inoltre dotato di azione multistadio e quindi ha una grande flessibilità di impiego. Perché utilizzare il Rynaxypyr in viticoltura? Beh, innanzitutto perché ha un'elevata efficacia contro l'obese botrana, le tignole della vite, ma anche contro fitofagi emergenti come la Cryptoblades e la Popilla japonica. Ha una rapida e persistente protezione della coltura. Questo perché ha un'elevata resistenza al dilagamento. Inoltre ha un'alta praticità d'uso, infatti grazie alla sua formulazione base acqua, formulazione e sospensione concentrata, è veloce nella dispersione in botte, ha un'ottima compatibilità con gli altri agrofarmaci ed è completamente assente di odore. Ha un'alta efficacia indipendentemente dalla temperatura e dalla luce, infatti rispetto ad altri principi attivi non si degrada con la luce e con le alte temperature. Molto importante, ha un profilo tossicologico ed ecotossicologico molto favorevole. Per questa sua caratteristica è sicuro sia per l'operatore che per l'ambiente circostante. Da notare che ha un'elevata selettività nei confronti degli insetti utili utilizzati in viticoltura. Per tutte queste sue ottime caratteristiche è ideale nei programmi di produzione integrata. Vi mostro i dati delle medie di 26 prove condotte in diversi anni. In queste prove abbiamo confermato l'elevato controllo sull'obese botrana, oltre il 95% di controllo. Come vi raccontavo, Rynaxypyr ha un controllo anche su Popilla japonica. Infatti il nostro marchio registrato Coragen ha un controllo su questo parassita della vite. Vedete queste foto, a sinistra abbiamo un testimone non trattato, foto scattate sul vigneto in Piemonte. Vedete che in basso abbiamo il vigneto completamente distrutto da popiglia, in alto vedete gli adulti all'opera, a destra vediamo due testimoni trattati Coragen, appunto protetti da questo parassita. Come vi dicevo, Coragen e Rynaxypyr hanno un'alta selettività sugli insetti utili utilizzati in viticoltura. In questa tabella abbiamo un riassunto dell'impatto di alcune sostanze attive nei confronti degli insetti utili utilizzati in viticoltura. A destra il classico semaforo, quindi in verde abbiamo i principi attivi non nocivi e in rosso con il numero 4 abbiamo i principi attivi molto nocivi. Vedete che per quanto riguarda la colonna di Coragen abbiamo il semaforo verde per tanti insetti utili utilizzati in viticoltura. Ecco le nostre 3 soluzioni per la difesa della vite a base di Rynaxypyr, il nostro famosissimo marchio Coragen. Dall'anno scorso abbiamo inserito in catalogo Coragen Ultra e le grandi novità per l'anno 2025 Tecorla. Coragen, il nostro marchio storico, prodotto a base di clorantragliprole 200 grammi litro, è una sospensione concentrata come tutte le soluzioni a base di Rynaxypyr. In catalogo abbiamo diverse taglie e diverse confezioni. A destra vedete un grappolo protetto da Coragen, quindi perfettamente pulito. A destra vedete un grappolo non trattato distrutto dall'Ovesia. Dall'anno scorso abbiamo inserito in catalogo Coragen Ultra, che è il nostro combi pack per il controllo della tignoletta e dello studio della vite. Infatti è composto da una confezione di Coragen a 0,3 litri e una confezione di Detrametrina SC, Audace SC, in confezione da 1,5 litri. Quindi
Combipac è pensato per trattare 2 ettari. Utilizzeremo 150 ml per ettaro di collagen e 750 ml per ettaro di Audace SC. Ma cos'è Audace SC? Audace SC è la nostra soluzione insetticida a base di tetrametrina con formulazione SC innovativa. Va a completare lo spettro d'azione di collagen sulle cicaline, sui cilici e sui litteri, ha una classificazione CLP favorevole ed è completamente assente di odore. Abbiamo un intervallo per raccolta favorevole di soli 3 giorni sulla frutta e soli 3 giorni sulla vite e abbiamo una zona di rispetto limitata, con possibilità di ridurlo ulteriormente utilizzando gli ugelli antideriva. Infine, grande novità per questa campagna che arriva, Tecorla, la nostra soluzione a base di colorante miriprole meno concentrata, in questo caso 51,7 grammi per litro. Abbiamo anche in questo caso diverse confezioni. Vi mostro i parassiti che abbiamo in etichetta, ovviamente l'obese potrana e le tignole della vite. Le dosi per ettolitro vanno da 60 a 72 ml per ettolitro. Abbiamo un intervallo di sicurezza di 30 giorni. Quindi l'affidabilità e la costanza dei risultati di Rimaxipir si sposano a una nuova formulazione e a un nuovo packaging che garantiscono facilità di dosaggio e praticità di impiego. Io vi ringrazio per l'ascolto.